Cosa intende dire Bernardo Couturier con la sua frase dal piacere di agire al piacere di pensare o anche dal corpo al linguaggio? Beh, sta facendo riferimento alla possibilità dell'essere umano di rappresentare i propri stati interni. Che cosa significa rappresentare? Significa esprimere, mettere fuori di sé come ci si sente. Il bambino fin da piccolissimo lo fa attraverso il corpo, ma man mano che cresce, soprattutto a partire dai 7-8 anni d'età, è capace di farlo attraverso un'altra via, che è quella offerta dal linguaggio verbale. Noi adulti, quando vogliamo dire come ci sentiamo, utilizziamo proprio la parola. Quando dobbiamo esprimere un malessere, una preoccupazione, un disagio, uno stato interno non molto piacevole o particolarmente intenso, parlarne con qualcuno, sia esso un amico, un familiare, ma ad un livello più profondo anche un terapeuta, ci dà molti vantaggi sul piano del benessere fisico, ma anche sul piano del benessere emotivo, perché prendere distanza dall'emozione che proviamo ci aiuta ad attenuarne l'intensità e ci permette di essere anche più lucidi sul piano mentale, ci permette di sfogarci, di essere più rilassati e quindi di stare meglio. Per il bambino è lo stesso, però il bambino appunto non è in grado di dire se sta bene o se sta male attraverso il linguaggio verbale, ma utilizzerà principalmente il corpo, il movimento, il gioco, l'azione e altre attività di espressione grafiche, plastiche e via dicendo. Anche i bambini però traggono un grande beneficio dal poter rappresentare i loro stati interni attraverso questa via simbolica offerta dal corpo e potranno, al pari degli adulti, trovare in questo modo un aiuto a regolare le proprie emozioni e a sentirsi più organizzati e lucidi sul piano mentale. Questo nella consapevolezza che corpo, mente ed emozioni costituiscono un tutto unico e non degli aspetti separati della persona. Rappresentare i propri stati interni attraverso una via simbolica, sia essa quella del corpo che quella del linguaggio verbale, è fondamentale perché possiamo dire è quello che nella vita ci salva sempre. Non è possibile, non è importante che vada sempre tutto liscio, che vada sempre tutto bene. Ciò che è più importante è che nel momento di difficoltà, nel momento in cui ci sentiamo quasi sopraffatti dall'emozione che proviamo o da uno stato di malessere, abbiamo un modo per dirlo, per metterlo fuori di noi. E questo ci aiuta a non essere travolti da quello che sentiamo, perché altrimenti se l'emozione non può essere espressa, ebbene rimane dentro al corpo e quindi potrà dare luogo tanto nel bambino quanto nell'adulto a delle somatizzazioni, a delle difficoltà, disturbi, patologie a carico dei vari sistemi, apparati. Potrà mantenere per esempio in uno stato di agitazione o inibizione motoria o sfociare in stati di ansia, panico, depressione o altre patologie sul versante psicologico. Ecco dunque spiegato il significato della frase dal piacere di agire al piacere di pensare o anche dal corpo al linguaggio, che rappresenta e spiega l'itinerario di maturazione psicologica offerto dalla pratica psicomotoria al bambino.